dice maltrattamenti e sostanze stupefacenti somministrate ai due figlioletti per farli smettere di piangere. È in corso a Padova il processo ai due genitori. È precipitata dal balcone di casa al terzo piano di una palazzina. Una trentenne vicentina è morta poche ore dopo all'ospedale. La tragedia stanotte a Recoaro Terme. Incidente stradale questa mattina a Mantova. Un 21enne veronese si stava recando al lavoro quando è uscito di strada con la sua vettura che si è ribaltata più volte. Il giovane è morto sul colpo. Nel pomeriggio a Domeggio l'ultimo saluto ad Alessandro Del Rico, i due sci alpinisti morti sull'Antelao il 1° maggio. Ai funerali gli amici e colleghi del soccorso alpino bellunese. È stato ritrovato questa mattina in un bosco di Cornudo il 46enne di cui non si avevano più notizie da lunedì. L'uomo è in buone condizioni di salute. Gondole e motoscaffi a noleggio non dovranno pagare l'IVA, questo per agevolare i servizi a favore dei turisti, la decisione dell'Agenzia delle Entrate. Alla bella età di 88 anni, quasi 89, Giancarlo Gentilini si risposa. A Palazzo Rinaldi ci sono già le pubblicazioni e la notizia ha fatto subito il giro di Treviso. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In apertura la cronaca che ci arriva dal Padovano con una vicenda di maltrattamenti ma anche somministrazione di sostanze stupefacenti ai due figlioletti per farli smettere di piangere. Per questo due genitori sono a processo, il processo che è iniziato questa mattina a Padova. Il più piccolo sarebbe stato picchiato fin quasi dalla nascita fino a renderlo incapace di muoversi. Al più grandicello sarebbe stata fatta assumere addirittura della cocaina. Devono rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni due genitori, 48 anni lui, 34 lei. Le prime segnalazioni risalgono a novembre 2012, quando il più piccolo, 9 mesi appena, sarebbe stato scosso talmente forte dai genitori, incapaci di calmare il suo pianto, da essere costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Sarebbero stati proprio questi maltrattamenti continui a causargli lesioni e un ritardo psicomotorio. Nel 2014, secondo accertamenti sanitari, il più grandicello sarebbe stato trovato positivo a cocaina ed altri psicofarmaci proibiti. Si difendono i due genitori che parlano di fatti accidentali. Il processo a Padova è in corso, il PM ha chiesto l'incidente probatorio. I bambini intanto sono stati affidati a una casa famiglia. È precipitata dal balcone di casa al terzo piano di una palazzina, morendo di lì ad un'ora all'ospedale di Valdagno, malgrado i disperati tentativi di salvarla. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 4:30 in pieno centro a Recoaro Terme nel Vicentino, vittima una trentenne. Non si sarebbe trattato di un gesto estremo, stando alle prime indagini svolte dai carabinieri arrivati sul posto insieme all'ambulanza del SUEM, ma di un incidente con conseguenze purtroppo drammatiche. La giovane donna si sarebbe sporta, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente sul marciapiede e riportando traumi gravissimi. Immediata la chiamata dei familiari al 118, la trentenne è stata trasportata all'ospedale di Valdagno, dove però è morta poco dopo. Del caso è stata subito informata la Procura della Repubblica. Morto prima della partita Roma-Liverpool, ucciso da un arresto cardiaco. È la tragica fine di un poliziotto trevigiano in servizio alla questura di Padova. Stroncato da un infarto durante la trasferta di lavoro a Roma per la partita di Champions League tra i giallorossi e il Liverpool. È morto così a soli 57 anni Mauro Pratelli, ispettore della Polizia di Stato in forza al secondo reparto mobile di Padova, ma residente nella Marca, a Quinto di Treviso, nella capitale, per assicurare il servizio d'ordine durante un match caldo dopo i fatti di Liverpool. Pratelli, la mattina del servizio, non è sceso dalla sua stanza. I colleghi che sono andati a cercarlo lo hanno trovato senza vita, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco. Agente apprezzato dai colleghi che lo avevano soprannominato il gigante buono per la sua altezza, non aveva dato alcun segno di malessere che lasciasse presagire la tragica fine. Lascia la moglie e 3 figli di 30, 25 e 20 anni. Tragedia a Marengo nel Mantovano, un 21enne veronese, per esattezza di Mozzecane, ha perso la vita questa mattina appunto intorno alle 7 in un incidente stradale nei pressi di Marengo. Il giovane probabilmente si stava recando al lavoro quando ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada e si è ribaltata più volte in un campo. Il 21enne è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo. I primi soccorsi sono stati portati da alcuni automobili
automobilisti che hanno assistito alla scena. Ora spetterà alla Polizia Stradale di Mantova ricostruire quanto accaduto. In casa aveva quasi 200 pastiglie, dall'ecstasy agli anabolizzanti legali per uso sportivo. Una ventenne è stata denunciata nel Padovano, ad Albignasego. La droga è stata sequestrata mentre lei, ventenne disoccupata e pregiudicata, è stata denunciata dai carabinieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione del suo appartamento ad Albignasego ha portato al ritrovamento di circa 200 pasticche di sostanze proibite, compresa dell'ecstasy. Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Domegge di Cadore i funerali di Enrico Frescura, 31 anni di Domegge, e Alessandro Marangon, 28 anni di Fara dal Pago, i due sci alpinisti che hanno perso la vita il 1° maggio durante un'escursione sul Monte Antelao. Alle esequie saranno presenti gli amici e i colleghi del soccorso alpino bellunese di cui 2 giovani d'anni facevano parte. Intanto in questi giorni è stato continuo il viavai di persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Enrico e Alessandro nella camera ardente allestita all'ospedale di Pieve di Cadore. Ed ora torniamo a parlare del giallo di Cornuda. Chi l'ha visto ha svelato gli ultimi messaggi telefonici tra Pascal e Sofia, toni amorevoli e non di gelosia. Il caso trova dunque ora nuovi scenari. I genitori dell'uomo intanto dicono lui le ha sempre voluto bene. Come diceva, come la se Pascal aveva qualcosa contro di Sofia, non diceva queste parole, questa grazia che aveva con lei. Pascal non ha copato la Sofia. Le parole dolci e affettuose rivolte a Sofia pochi giorni prima che lei scomparisse ora sono la prova per i genitori di Pascal che l'uomo morto suicida non è il colpevole dell'omicidio della 43enne ucraina. Ma sei stanca, amore? Voglio cucù. Scemo che bello. Ne sono convinti i genitori Eliane e Angelo. Loro figlio non era pazzo di gelosia e non può aver fatto del male a Sofia. Siete una persona sola tutti e due. Molto innamorati. Molto innamorata, sempre. Pascal non aveva dei rancori, non aveva della rabbia nei confronti di Sofia. No, assolutamente no. Ci voleva troppo bene. Il giallo di Cornuda si infittisce dopo le registrazioni delle telefonate tra Sofia Munnik e Daniel Pascal andate in onda ieri sera a Chi l'ha visto. Ok, ci vediamo domani, ok? Un bacione sul naso, ok? E anche pupa. Ciao Stella, buonanotte. Toni da innamorati nelle telefonate conservate nelle registrazioni dei computer che lasciano intuire una forte intesa fra i due conviventi, anche sulle relazioni che Sofia intratteneva con i suoi amanti, relazioni che hanno letteralmente sbalordito i genitori dell'uomo. No, perché io la casa la lascio così come l'avete lasciato ieri. Non immaginavo questo. Sono rimasto molto male con come si è comportata lei, ecco. Risentire la voce di Pascal ha suscitato nei genitori un profondo dolore, ma anche un atroce dubbio. Pascal forse non si è suicidato. La voce Pascal mi ha fatto molto male e adesso, pensando a tante cose, sono in train di domandare se realmente il suicidio di Pascal è un suicidio, o se non un suicidio provocato, perché hi ha tante cose che non sono chiare. Lei non poteva più cavarsi fuori da tutte le storie che aveva. Penso questo. E che si è trovato in una situazione dove non è più capace di andare in trio. C'è un assassino in libertà allora a questo punto, secondo voi? Sì. Visto ieri sera, penso che c'è. Speriamo che va avanti, che si trova la verità, è quel che dobbiamo sapere. Per avere la pace di due famiglie, della Valentina e di noi. Restiamo a Cornuda, dove questa mattina in un bosco è stato ritrovato da un passante il 46enne giardiniere di Moriago della Battaglia, di cui non si avevano più notizie da lunedì. L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute. Lieto fine nella vicenda del 46enne giardiniere di Moriago della Battaglia, di cui non si avevano più notizie da lunedì. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute questa mattina in un bosco a Cornuda.
La sua scomparsa aveva mobilitato non solo una sessantina di volontari, vigili del fuoco e carabinieri di Vittorio Veneto, ma anche familiari e amici che attraverso i social avevano lanciato appelli perché venisse ritrovato. Il 46enne, che è molto conosciuto a Moriago, sembra che si fosse allontanato in sella alla sua bicicletta. Le ricerche avevano principalmente interessato i comuni di Pederobba, Vidor, Crocetta del Montello e Moriago della Battaglia. Ad accorgersi della presenza dell'uomo, un passante che questa mattina intorno alle 9 ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM che hanno trasportato il 46enne all'ospedale di Montebelluna per dei controlli. Tutta Moriago, con il sindaco in testa che insieme ai suoi molti concittadini era stato coinvolto nelle ricerche, ha tirato un sospiro di sollievo per questo felice epilogo. Operazione della Guardia di Finanza di Bolzano che ha scoperto un grave caso di caporalato con 41 lavoratori in nero impiegati nella consegna porta a porta di materiale pubblicitario tra Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. Tramite un sistema ad hoc di ditte individuali e società riconducibili alle stesse persone con base a Rosà in provincia di Vicenza è stato messo in piedi un giro di manodopera completamente in nero. I lavoratori, prevalentemente di nazionalità pakistana, indiana e algerina, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie, esposti a continue minacce e in alcune circostanze addirittura privati dei loro documenti. La Guardia di Finanza ha denunciato 5 uomini di nazionalità indiana e 2 italiani. Ed ora nel Trevigiano, a Vidor, dove i carabinieri sono risaliti al responsabile di uno scippo, vittima un 61enne. Ha attirato l'attenzione di un passante con la scusa di chiedere un'informazione, ma una volta avvicinatosi gli ha strappato con un gesto violento la catenina d'oro dal collo ed è scappato. L'episodio in un giorno festivo, lo scorso 25 aprile, a Vidor, vittima un 61enne di Asolo che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Uno scippo in piena regola, alla luce del sole, in un paese tranquillo in cui episodi del genere non sono di certo all'ordine del giorno e che per questo ha destato preoccupazione e rabbia tra i residenti. Ora i carabinieri della stazione di Fonte sono arrivati a identificare il responsabile dell'episodio, un 24enne di origini marocchine, residente proprio a Fonte, con alle spalle già precedenti analoghi. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per furto con strappo. La questione vaccinazioni obbligatorie, il punto negli asili dove dopo una serie di infinite proroghe è entrato in vigore il divieto di frequenza per i bimbi non in regola con la normativa. 3 giorni dopo la scadenza dei termini per presentare la documentazione sulle vaccinazioni obbligatorie, nessun bambino dagli 0 ai 6 anni è stato rimandato a casa dopo essersi presentato in un asilo del Veneto. I bimbi non in regola col calendario vaccinale si stimano in circa 9.000, ma alcuni di loro hanno smesso già da tempo di presentarsi a scuola. Abbiamo perso centinaia di alunni, informa il presidente della FISM Stefano Cecchin. Dovremo chiudere sezioni o intere scuole e mettere a rischio dei posti di lavoro. Nella quasi totalità degli asili prevale però il buonsenso. I direttori scolastici ovunque hanno scelto la linea morbida, accogliendo i bimbi a scuola e sanzionando i genitori soltanto con richiami e segnalazioni. Il Consiglio regionale aveva espresso anche con una mozione votata a maggioranza la necessità di chiedere agli asili, di chiedere alle materne di portare a fine anno scolastico i bambini senza creare frizioni che non servono a nulla. Pare dalle notizie che sia una proposta e un sentimento che possa arrivare a termine, io me lo auguro perché portare avanti una frizione, una discussione su ormai 1 mese, 2 mesi a fine dell'anno mi sembra una cosa sbagliata. I presidi stanno gestendo in prima persona una problematica che non doveva essere loro, commentano dal Movimento 5 Stelle, e stanno trovando il modo di far terminare l'anno ai bambini iscritti agli asili, ma il governo non avrebbe mai dovuto metterli in questa situazione. Un bel segnale di vicinanza alla popolazione era quello da parte di questo governo che non è in carica ma sta facendo soltanto, diciamo tra virgolette, l'ordinaria amministrazione, una proroga fino a fine anno scolastico per dare la possibilità a chi governerà realmente questo paese di dire una parola definitiva. Il caso Tornelli a Venezia continua a far discutere, il comune è pronto a stilare un calendario di giornate da bollino nero e a replicare l'uso dei varchi in caso di necessità, ma gli albergatori sono sul piede di guerra.
Guardi, noi non speriamo, noi esigiamo, sono due cose diverse. Un confronto subito con Cafarsetti. È lapidario Vittorio Bonaccini, non c'è possibilità di fraintendimento nelle parole del numero 1 degli albergatori di Venezia. Sul piatto ci sono i giorni di sperimentazione di tornelli, i tornelli della discordia, che torneranno quando sarà necessario, come ha specificato chiaramente il sindaco Luigi Brugnaro, dopo aver giudicato positivamente la gestione dei flussi turistici nei giorni da bollino nero. Nascerà un calendario di questi giorni, nonostante le polemiche e i soprannomi fioccati subito attorno al primo cittadino. Ma anche un supereroe come Thor deve fare i conti con l'ira degli albergatori, che tornelli e varchi proprio non li hanno digeriti. È talmente avvilente vedere certe cose per la città, è talmente avvilente riuscire a non fare accoglienza, perché noi a Venezia non stiamo facendo accoglienza come città. Cioè, prendiamo i turisti, li stippiamo, li incanaliamo, è un disastro. Bonaccini assolve Cafarsetti solo nelle intenzioni. Io colgo direttamente come segnale da parte della Giunta questo timido tentativo di gestire questa cosa come il recepimento dell'esistenza di un problema. Ma non nel metodo. È certamente una soluzione inappropriata, è certamente una soluzione sicuramente non idonea a gestire la situazione che si crea a Venezia, e certamente è un qualche cosa che va comunicato in modo completamente diverso. Programmazione, non tampone provvisorio, attacca Bonaccini, e la soluzione può essere una sola. I flussi vanno intercettati sulla gronda lagunare. Cioè, sotto il profilo pratico, tutto il turismo pendolare e non residenziale va fermato, gestito, intercettato e dirottato su Venezia, ma dalla gronda lagunare. Non li puoi fermare quando sono in lista di Spagna. Perché gli albergatori sono chiari, va tutelato il turismo residenziale, quel 30% che però favorisce il 70% delle vere entrate di tutto l'indotto economico. E vogliono essere coinvolti, cosa che in 3 anni attaccano non è mai accaduto. Tutto quello che esula dalla programmazione è un tampone che viene messo in quanto la programmazione non è stata fatta. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che ci racconta della decisione dell'Agenzia delle Entrate che ha appunto stabilito che i motoscafi a noleggio e le gondole non dovranno pagare l'IVA. Buongiorno a te la linea, Ilaria. Buongiorno da Venezia, l'Agenzia delle Entrate si è espressa. Gondole e motoscafi a noleggio non pagheranno l'IVA, mentre a Roma si bisticcia sul come evitare dunque l'aumento dell'IVA richiesto dalle clausole di salvaguardia europee previsto dalla legge di bilancio 2018 con decorrenza 1 gennaio 2019, arriva questa notizia. Intanto però si continuano a regalare esenzioni all'imposta per agevolare servizi al turismo come le gondole, i taxi e il noleggio acqueo con il conducente. È questo il senso dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate chiamata ad esprimersi attraverso interpello da parte di una società veneziana che dispone di svariate licenze di taxi e noleggio d'acqua. Per l'Agenzia il servizio di trasporto pubblico non di linea sotto forma di servizio da noleggio non deve essere sottoposto al pagamento dell'IVA, così come già accade per i taxi. Così se ne vanno in fumo centinaia di migliaia di euro ogni anno sotto forma di mancato gettito in un momento in cui lo Stato sta pensando a come inasprire la pressione fiscale in generale. Ma non è tutto. Esentando questi operatori dalla riscossione del versamento dell'IVA si allentano ancora di più le maglie dei controlli fiscali. Non resterà dunque che risolvere anche queste altre questioni. Quello che però è certo è che gondole e motoscafi a noleggio non pagheranno l'imposta. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie e buon lavoro ad Ilaria Marchiori. In sciopero della fame da lunedì le diplomate magistrali hanno protestato a Roma. Chi non è potuta andare nella capitale ha fatto sentire la propria voce a Padova. Vergogna! Vergogna! Vergogna!
Mentre a Roma migliaia di insegnanti sono scese in piazza per far sentire la loro voce, chi non ha potuto raggiungerle si è ritrovato davanti alla prefettura di Padova. In Veneto sono 3.000 le diplomate magistrali che rischiano di trovarsi su una strada se non sarà emanato urgentemente un decreto legge a loro favore. E per questo da lunedì hanno iniziato anche lo sciopero della fame. A sostenerle molti genitori. Noi chiediamo che ci sia la soppressione della retroattività che ci porta via praticamente la nostra maestra, perché i nostri figli adorano la maestra e non vogliamo perderla. Non vogliamo trovarci a settembre con un vuoto educativo, con un vuoto di insegnamento, e chiediamo una garanzia, vogliamo delle risposte brevi come cittadini, come genitori e come genitori che amano i loro figli. Solidarietà alle insegnanti e alle famiglie in protesta è stata espressa anche dall'assessore regionale Donazzan, che ha confermato l'attenzione e il pressing della regione per una soluzione politica sulla vicenda delle insegnanti diplomate escluse dalle graduatorie ad esaurimento. Cambiamo argomento, andiamo a Treviso, dove alla bella età di 88 anni, quasi 89, Giancarlo Gentilini si risposa a Palazzo Rinaldi, una delle sedi del comune. Ci sono tanto di pubblicazioni e la notizia ha fatto subito il giro di Treviso. Gli auguro con tutto il cuore una grande felicità e poi magari gli chiedo anche di celebrare il matrimonio, che sarebbe veramente bellissimo. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini si risposa a 88 anni, quasi 89, convolerà a nozze a breve, addirittura entro la fine del mese, dice, con la 72enne Maria Assunta Pace, originaria di Potenza, trevigiana da sempre. Le pubblicazioni all'albo pretorio del comune non mentono. Non sono capace di vivere da solo, ha ammesso lo sceriffo, vedovo dallo scorso ottobre, quando dopo lunghi anni trascorsi in casa di riposo si era spenta la sua Teresa, che lui andava a trovare ogni mattina immancabile, e da sempre conosceva anche Maria Assunta. Si incrociavano sul bus quando lui, dipendente dell'ufficio legale di Cassamarca, lo prendeva per andare in banca. Un segreto fino ad oggi mantenuto anche con i fedelissimi, quello delle nozze. Restio a mettere in piazza la sua vita privata, oggi salito agli onori della cronaca rosa. Al solito ritrovo con gli amici, la trattoria I Due Mori, non si è visto, dove era atteso come ogni giorno e oggi più del solito. L'ho chiamato ma non mi ha risposto, se avrà altre attività da fare in questo momento. Comunque sono contento per lui, in modo che da tanti anni che ci conosciamo perlomeno è tranquillo adesso quando va a casa. È una cosa straordinaria secondo me, non bisogna mai perdere la fiducia nemmeno con l'età, ma lui ce n'ha dato parecchie dimostrazioni che la fiducia non la perde mai. E allora per questo motivo ho pensato oggi di comprare un bouquet, di offrirglielo a lui perché glielo porta a casa a chi l'ha assistito in questi momenti tristi e bui, i momenti che lui ha vissuto senza la sua carissima moglie. Speravo di trovarlo per congratularmi con un galantuomo. Credo che abbia ancora questa sua scelta di dia maggiori energie per andare avanti, per combattere, perché è un leone ruggente. Felici anche i familiari, come testimonia il cognato Marcello Cendron. Lui e lo sceriffo avevano sposato 2 sorelle. Mi fa piacere per lui perché alla sua età avrà bisogno senz'altro di essere accompagnato, di essere custodito e mi fa piacere benissimo che faccia questo passo, e se lui si sente di farlo, ben venga. Noi siamo tutti felici e contenti. Per Giancarlo Gentilini sempre sull'onda. Ip ip, urra! Ip ip, urra! Ip ip, urra, urra, urra! Subito dopo di noi, ore 13, mentre questa sera torna 20:10, si parlerà di sanità veneta insieme al direttore generale dell'USL 5 Polesana, il dottor Compostella. Con questa prima edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, prossimi appuntamenti con l'informazione di Antenna 3 questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora per l'attenzione, buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Vortice ciclonico in azione sull'Italia, maltempo diffuso. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 maggio.
Sul Veneto tempo molto instabile con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio più asciutto e anche soleggiato sarà possibile sul Rodigino. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 24 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà molto perturbato. Rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, con fenomeni che saranno anche forti e con rischio di locali nubifragi, in particolare in serata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, massime piuttosto gradevoli tra 22 e 25 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige, la situazione non cambia di molto. Anche qui il tempo sarà molto instabile, con precipitazioni anche intense possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, ma migliorerà in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.